Il blitz è scattato alle 5 di mattina. Polizia, carabinieri, guardia di finanza, militari del reggimento Lagunari impegnati nell'operazione Strade Sicure e polizia locale sono entrati in questo condominio di Corso del Popolo, diretti e coordinati dal commissariato di pubblica sicurezza di Mestre, dopo diverse segnalazioni per condotte e fatti illeciti avvenuti al suo interno. Noi poco meno di un mese fa come polizia locale si era intervenuti su alcune segnalazioni in alcuni appartamenti dove si faceva locazione turistica ed era stato riscontrato sovraffollamento, sanzionati e messi a posto. Oggi arriva questa azione da parte della questura a seguito di segnalazioni da parte dell'amministrazione di condominio e dei residenti. Da tempo a Mestre viene segnalato un pesante sovraffollamento di extracomunitari in appartamenti che a volte coprono quasi interi condomini. Si parla di subaffitti abusivi, situazioni di degrado e incuria, presenze di cittadini irregolari. I condomini di Corso del Popolo sono pieni di queste situazioni. Chiunque viva o lavora in un condominio in questa zona sa che ci sono uno o più appartamenti subaffittati a etnie diverse e abitati da numerosissime persone. Purtroppo è un po' degrado, la situazione non va bene, insomma, ci vorrebbe un po' di controllo, anche questa povera gente che viene qua magari però deve essere più controllata. Nel caso specifico sono state rilevate numerose irregolarità sia in un bed and breakfast che nelle mancate presentazioni delle dovute dichiarazioni di ospitalità da parte di alcuni proprietari di immobili. Le forze dell'ordine stanno ora effettuando accertamenti su irregolarità amministrative, economico-fiscali e igienico-sanitarie. Strano che non ci siamo accorti prima, non ho capito. Nel senso che si sapeva, dice. Ma voglia alla grande, sembra di essere in Bangladesh. Cioè una cosa inconcepibile. Adesso ho visto che ha venduto anche Wilmer qui perché non ce la faceva più. Un disastro. Meta adesso è predefunta, insomma. Non hai mai pensato di andare via, di trasferirsi? No, sono nato a Venezia, sono trasferito, non andrei via da Mestre lo stesso. Anche se, ripeto, Mestre è molto diversa da come l'ho conosciuta, è molto peggio.